Reso noto oggi il programma ufficiale dei festeggiamenti in onore di San Calogero, le date delle processioni previste per il 7 e il 14 luglio, un programma ricco realizzato con la supervisione di Don Gerlando Montana, Lampo, rettore del santuario di San Calogero. La festa al santo più amato degli agrigentini prenderà il via venerdì 5 luglio con la 18ª edizione del Veneravilla dell'Associazione Portatori di San Calogero. Previste inoltre la degustazione e la distribuzione dei prodotti tipici locali caseari e dei cannoli siciliani, mentre alle 21 inizierà lo spettacolo musicale con la presenza dei Tammura di Girgenti, l'orchestra dei maestri siciliani, Tom Sinatra, il gruppo folk Città di Agrigento e la band Atte. Veneravilla avrà seguito venerdì 12 con la passeggiata dei bambini di San Calogero da Piazza Municipio al Santuario, l'esposizione delle vespe storiche e delle motoapi bardate, tutti confermati i vari momenti della festa. Quello più suggestivo sono quelle dell'uscita del santo dal santuario, la prima domenica 7 luglio, con l'uscita a mezzogiorno. La processione si snoderà per il centro storico con l'arrivo a Porta dell'Addolorata, prima alle 10:30 nel santuario la Santa Messa presieduta da Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Lunedì 8 luglio alle 20:30 sarà inaugurata la mostra fotografica sulla processione di San Calogero a cura della confraternita, mentre mercoledì 10 si terrà la benedizione dei bambini e delle mamme in attesa e dalle 20:30 del giovedì la manifestazione San Calogero abbraccia la valle a cura dell'associazione I Tammura di Girgenti al Teatro Giunone. La domenica conclusiva, quella del 14 luglio di primo mattino, la tradizionale Sagra del Grano con la processione offertoriale alla quale prendono parte i portatori e i fedeli con gli ex voto, i prodotti della terra e di artigianato seguiti dal corteo con i Tammurinara, la banda musicale, i carretti siciliani e altri animali. L'uscita dal santuario è prevista alle ore 13, il simulacro percorrerà tutta la via Atenea, le due processioni serali del 7 e del 14 luglio, novità di quest'anno, prenderanno il via alle ore 22, a concludere saranno i famosi giochi pirotecnici.